Era in sosta per un guasto nella corsia d'emergenza lungo l'autostrada nel tratto tra Cessalto e Noventa di Piave in direzione Venezia con il furgone della cooperativa Cosep, quando un camion che sopraggiungeva ha urtato lateralmente il mezzo. Nell'impatto entrambi sono finiti fuori strada, ma ad avere la peggio Chiara Moscardi, psicologa di 26 anni, operatrice della cooperativa che svolge servizi per il comune di Venezia, residente in provincia di Rovigo, morta sul colpo. Con lei nel furgone c'era una collega rimasta ferita e portata all'ospedale, oltre a due uomini usciti invece illesi. Sul posto sono giunte le ambulanze, i vigili del fuoco, la polstrada, il personale di Autostrade Alto Adriatico. Le squadre dei pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le persone coinvolte. Chiara, nata e cresciuta nel Rodigino, padovana d'adozione, ha studiato all'Università di Padova e una volta laureata aveva trovato lavoro proprio con la cooperativa Cosep, che tra gli altri servizi è anche impegnata nel centro diurno del drop-in di Mestre in via Giustizia. La 26enne era sorella del centro del rugby Rovigo Delta Matteo Moscardi. Il papà Alberto è stato uno storico dirigente comunale di Rovigo. A nome di tutta la città di Venezia e mio personale voglio esprimere il più profondo cordoglio, ha scritto in una nota il sindaco Brugnaro, per la tragica scomparsa di una giovane psicologa che svolgeva per il comune i servizi del drop-in, stop and go, New Way per le persone più fragili. Arrivino le più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi. La sua dedizione alla professione e al benessere degli altri rimarrà nel ricordo di tutti coloro che l'hanno conosciuta, ha concluso il primo cittadino.